La Suprema Corte ha confermato l'ergastolo per Domenico Scarola e Francesco Salvatore Scorza, accusati di essere gli autori della strage di San Lorenzo avvenuta il 16 febbraio del 2011 nel Cosentino. Si apre il dialogo tra Oliveri e Occhiuto per il progetto di realizzazione del nuovo ospedale di Cosenza. Stamattina il governatore ha incontrato tutti i consiglieri regionali espressione del territorio Bruzio. L'Aterp Calabria lotta contro il fenomeno delle occupazioni abusive, gli alloggi detenuti illegalmente sono più del 50%, la situazione migliore si registra a Catanzaro e Lamezia. Non ce l'ha fatta un uomo di 68 anni rimasto vittima di un incidente tra un'auto e un camion avvenuto sulla 106 a Corigliano. L'uomo trasportato all'Annunziata è morto nella notte. Ha tentato di togliersi la vita in carcere, è accaduto a Crotone, un detenuto è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano la strage di San Lorenzo del Vallo nel Cosentino nel 2011. Ebbene, ieri la Cassazione ha confermato l'ergastolo per i presunti autori. Vediamo. 6 anni fa la strage era il 16 febbraio del 2011 a San Lorenzo del Vallo nel Cosentino, quando furono uccise nella loro abitazione madre e figlia Rosellina Indrieri e Barbara De Marco. Ieri la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Domenico Scarola e Francesco Salvatore Scorza, accusati dell'efferato duplice omicidio. In quella sera d'inverno, passate da poco le 8, un comando fece irruzione nell'abitazione d'armi in pugno, esplose numerosi colpi contro le donne che cercarono di scappare rifugiandosi sul balcone. In soggiorno con loro anche il fratello di Barbara, Silas, che rimase gravemente ferito. Nella stanza da letto c'era anche il padre dei ragazzi e marito di Rosellina, Gaetano De Marco, che ubriaco non si sarebbe accorto di nulla. Gaetano De Marco morirà in un agguato pochi mesi dopo, nell'aprile del 2011. Secondo gli inquirenti, a scatenare la strage di San Lorenzo, l'omicidio nel gennaio del 2011 del giovane figlio del boss Franco Presta. Il ragazzo Domenico fu freddato nel corso di una lite da un commerciante di Spezzano Albanese, Aldo De Marco, fratello di Gaetano De Marco. La testimonianza di Silas De Marco, unico sopravvissuto nella strage, al centro dell'intera vicenda giudiziaria. Ieri la decisione della Suprema Corte che ha condannato definitivamente gli autori della strage. Ed è iniziato oggi a Reggio Calabria il processo sulla tredicenne che è stata, come ricorderete, violentata a Melito Portosalvo, violenze ripetute. Gli autori sono imputati in questo processo che appunto è cominciato oggi. Il dibattimento, hanno deciso i giudici, si svolgerà a porte chiuse. Vediamo. Si svolgerà a porte chiuse il processo a carico di 7 giovani originari di Melito Portosalvo accusati di avere violentato ripetutamente tra il 2013 e il 2015 una ragazza che all'inizio della terribile vicenda aveva 13 anni. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Reggio Calabria, dove stamattina è iniziato il dibattimento. Nell'inchiesta che ha portato al processo è stato arrestato anche un 8º giovane che all'epoca dei fatti era minorenne. Tra gli imputati figura anche Giovanni Iamonte, figlio di Remingo, indicato come boss dell'omonima cosca di 'ndrangheta operante a Melito Portosalvo. Gli inquirenti lo indicano come il giovane capo del gruppetto di violentatori. Oggi davanti al tribunale sono sfilati rappresentanti di associazioni religiose e sociali, mentre la Regione Calabria e il comune di Melito Portosalvo hanno depositato la richiesta di costituzione di parte civile, richiesta che dovrebbe essere fatta anche dal fratello della giovane. La sanità adesso, la vicenda della costruzione del nuovo ospedale di Cosenza. Si apre il dialogo tra il governatore Mario Oliverio e il sindaco della città dei Bruzzi, Mario Occhiuto, presentato lo studio di fattibilità. Vediamo. Dopo mesi di polemiche, fibrillazioni e contrapposizioni, adesso la Regione e il Comune di Cosenza pare abbiano avviato un dialogo per la realizzazione del nuovo ospedale. Lo studio di fattibilità c'è, è stato illustrato nella sede della cittadella regionale al primo cittadino di Cosenza. Una riunione di contenuto, di grande responsabilità istituzionale sia del Comune di Cosenza che il Presidente della Regione. L'obiettivo è la costruzione del più grande ospedale calabrese.
Ma il sindaco Chiuto dice che sono ancora molti gli aspetti da definire. È stata una riunione ancora interlocutoria, perché il Presidente Oliverio e i tecnici incaricati dalla Regione hanno esposto le prime risultanze di uno studio di fattibilità che riguarda innanzitutto la localizzazione del futuro ospedale, che per il momento è immaginato anche attraverso delle risorse che ancora non ho ben capito quali siano dalla Regione Calabria, e che spero che si realizzi quindi effettivamente nei prossimi anni. Ovviamente i tempi saranno anche abbastanza lunghi. La nuova struttura sanitaria avrà in dotazione 705 posti letto e una superficie di 134.000 metri quadrati. Però a proposito di finanziamenti, ecco la precisazione del delegato alla sanità Pacenza. Nel patto per la Calabria, sottoscritto lo scorso anno tra il Presidente Renzi e il Presidente Oliverio, c'è la posta finanziaria per il nuovo ospedale di Cosenza. Questo è un obiettivo vero. In questi giorni abbiamo rafforzato il rapporto con l'INAIL, l'Istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro, che concede anche mutui per quanto riguarda infrastrutture di grande utilità sociale, e un ospedale del genere è una struttura di grande utilità sociale, quindi noi siamo in campo. Resta il nodo del sito, 3 le aree ipotizzate per la localizzazione del nuovo ospedale, ossia località Moio, località Vagliolise e località Via degli Stadi. Su ogni ipotesi lo studio prevede le criticità e i pro e contro delle ipotesi, e poi si tratta di fare una valutazione tenendo conto dell'insieme. Noi avevamo proposto la zona dell'attuale area ospedaliera allargata fino al Mariano Santo, per evitare di abbandonare un sito importante a sud. Ci saranno altri incontri nei prossimi giorni per un confronto tecnico sui contenuti dello studio di fattibilità. Si può ragionare responsabilmente tra istituzioni per trovare delle soluzioni che possano rispondere a questi obiettivi prioritari. Intanto oggi il Presidente della Regione Mario Oliverio, lo possiamo vedere dalle immagini, ha incontrato i consiglieri eletti nel Cosentino, un incontro bipartisan. Il coinvolgimento va nella direzione di trovare una soluzione condivisa sull'area su cui ubicare il nuovo ospedale. A Cosenza case occupate abusivamente, pensate in Calabria si tocca la soglia del 50%, la situazione migliore si registra a Catanzaro e Lamezia. Gianluca Pasqua. Una sì e una no. In alcuni quartieri della Calabria il 50% delle case popolari è occupato abusivamente. A rivelarlo l'Ater, che con la costituzione dell'Agenzia regionale ha inaugurato una massiccia azione di contrasto all'illegalità. Il commissario Ambrogio Mascherpa di recente ha parlato di un comparto, quello dell'edilizia residenziale pubblica, che è stato oggetto per anni di saccheggio e malcostume diffuso. I protocolli di legalità firmati con prefetture e comuni hanno permesso di avviare un piano di interventi che a Catanzaro e Lamezia Terme ha portato a risultati straordinari. I risultati che sono emersi da queste attività di verifica sono stati resi noti e manifestano e testimoniano che c'era effettivamente una condizione insopportabile da questo punto di vista e che andava affrontata. Possiamo dire che oltre il 50% degli alloggi erano detenuti o senza titolo o comunque occupati abusivamente. Questo significa che l'azione di contrasto e di prevenzione ha avuto un ottimo esito e che sarà possibile da qui in avanti, attraverso la formulazione di graduatorie, assegnare le case popolari cosiddette agli aventi diritto, cioè a quelli che aspettano pazientemente da anni, da molti anni, e che hanno la piena legittimità ad entrare in possesso di un alloggio pubblico. Adesso l'Aterp attende che anche dagli altri capoluoghi sia raccolto l'input. Intanto è in corso la manutenzione straordinaria a zero consumo di suolo sull'intero patrimonio edilizio, che tende a eliminare i rischi per la salute pubblica, a incominciare da quelli legati alla presenza di amianto. Abbiamo immediatamente, come Aterp Calabria, scritto ai sindaci delle città capoluogo di provincia per sollecitare i sindaci delle altre 4 città capoluoghi dove insistono insediamenti di edilizia residenziale pubblica
che hanno purtroppo fama di essere terreno sul quale si sono manifestati in maniera virulenta e odiosa questo fenomeno. Abbiamo scritto a gennaio ai sindaci di Cosenza, Crotone, Reggio e Vico Valencia per sollecitarli ad assumere anche loro per la loro parte un'azione che potesse mettere intorno a un tavolo tutti i soggetti istituzionalmente interessati, noi compresi, perché si firmino anche in quelle città dei protocolli. Mi risulterebbe che anche i prefetti di queste città sono stati sollecitati. E adesso parliamo della Commissione Ambiente della Regione Calabria che ha affrontato il problema degli incendi boschivi. Solo la scorsa estate nella nostra regione se ne sono registrati 10.000. Anna Franchino. Un altro passo in avanti per il progetto di legge in materia di incendi boschivi. La quarta commissione consiliare Assetto e Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente, presieduta dal consigliere Domenico Bevacqua, si è riunita dando il via alle prime audizioni per l'approvazione del progetto normativo, colmando un vuoto legislativo che permane da 17 anni e prevede una serie di disposizioni per evitare le devastazioni prodotte dagli incendi boschivi nell'estate appena trascorsa e che hanno colpito tutto il territorio calabrese, al fine di pianificare al meglio la mitigazione del rischio e la lotta attiva al fenomeno. Sono stati auditi Lucrezia Zurzolo di Calabria Verde, Marzio Blaiotta di Urbi Calabria, Salvatore Siviglia, dirigente settore difesa del suolo, e Carlo Tanzi della Protezione Civile Calabrese. Nel corso dei lavori la discussione si è incentrata sull'incisività del testo normativo e sulla prevenzione. L'obiettivo è quello di ridurre anzitempo il rischio e gestirlo mediante una pianificazione adeguata per raggiungere in breve tempo un modello organizzativo efficiente e regolarmente monitorato. Nella prossima seduta proseguiremo con le altre audizioni e spero di concludere l'iter con l'approvazione di questa legge importante, attesa da molti anni in Calabria, da qui a fine mese. Quindi una seduta proficua, utile, abbiamo colto anche alcuni suggerimenti, abbiamo colto alcune proposte migliorative alla legge, perché credo che ogni proposta di legge non deve essere considerata una Bibbia, ma deve essere considerata uno strumento di programmazione da sviluppare, da confrontare e quindi anche da migliorare. Quindi ben vengano osservazioni, ben vengano proposte, purché si arriva il più presto possibile a dotare la Calabria di una legge. Inoltre la Commissione ha approvato un provvedimento amministrativo in materia di gestione dei rifiuti, di iniziativa della Giunta regionale. Il testo dell'esecutivo accoglie un criterio già definito a livello nazionale e comunitario per stabilire in maniera oggettiva la possibilità di ampliamento delle discariche e l'eventuale potenzialità a ampliarne nuove, mettendo in relazione l'indice di popolazione, l'estensione del territorio e il cosiddetto fattore di pressione derivante dall'insistenza di attuali o precedenti siti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, al fine di evitare lo sfruttamento eccessivo di un comune in luogo di un altro. Un protocollo d'intesa siglato presso la Biblioteca Comunale De Nobili di Catanzaro tra il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria, il Comune e la provincia di Catanzaro, finalizzata alla destinazione della nuova sede regionale dello stesso provveditorato. Vediamo. Eccolo l'edificio situato in via San Brunone di Colonia a Catanzaro, destinato ad ospitare il provveditorato penitenziario regionale. La firma del protocollo d'intesa è stata siglata fra il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Calabria, il Comune e la provincia di Catanzaro. La convenzione è frutto di un importante lavoro condotto in sinergia soprattutto nell'ultimo anno fra l'organo regionale del Ministero della Giustizia, deputato alla gestione degli istituti penitenziari calabrese, il Comune e la provincia, che hanno dimostrato una particolare sensibilità. I locali di San Brunone di Colonia di proprietà comunale saranno concessi in comodato d'uso gratuito al Ministero per 29 anni. La proprietà rimane dell'amministrazione comunale e quindi in piena sinergia
sinergia tra gli enti, un risultato ottimo e quindi un'azione di buona politica. I locali saranno concessi in comodato d'uso gratuito in coerenza alle strategie di riduzione della spesa pubblica adottate dal Ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria attraverso l'eliminazione dei fitti passivi e l'utilizzo di immobili pubblici. Lo stabile di via San Brunone infatti è un edificio che risponde ai criteri richiesti dal Ministero e dal Provveditorato ed è situato in prossimità della sede attuale e del Tribunale dei minori. Io rappresento un'amministrazione nazionale che ha cercato una soluzione finalizzata a far risparmiare il contribuente, perché attualmente siamo in una situazione di affitto, quindi onerosa. È chiaro che è stato fatto un ottimo lavoro di sinergia, si è fatto rete tra amministrazioni pubbliche, tra enti locali e siamo riusciti oggi a concretizzare un atto di buona amministrazione che sicuramente permetterà al Ministero di non spendere soldi per i fitti passivi e alle amministrazioni locali che avevano queste strutture vuote da quando è andata via l'università, che andavano spesi dei soldi per essere ristrutturate, come diceva lei non c'erano più questi fondi. Oggi vivono di nuovo quei locali e dentro c'è un'amministrazione penitenziaria. Ora le nostre brevi di cronaca. Non ce l'ha fatta il 68enne di Rossano coinvolto in un incidente sulla statale 106 a Corigliano. L'uomo è morto nella notte nell'ospedale Annunziata di Cosenza, dove era stato trasferito a causa delle ferite riportate. L'auto sulla quale si trovava, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un auto articolato che proveniva in senso opposto. Un cittadino albanese è stato arrestato dagli uomini della Guardia di Finanza di Montegiordano con l'accusa di contrabbando di tabacchi lavorati esteri e ricettazione. Nel corso di un servizio di controllo sulla 106 nei pressi di Roseto Capospulico, i finanzieri hanno trovato all'interno del bagagliaio 28 stecche di sigarette prive del bollino dei Monopoli di Stato. Nella successiva perquisizione domiciliare trovati altri 8 kg di sigarette. Ha appeso le lenzuola alla grata della finestra e ha tentato di togliersi la vita. È accaduto nel carcere di Crotone. Un detenuto è stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria. Ha minacciato e picchiato l'ex moglie. Un uomo di 42 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri di Corigliano. La donna nei mesi scorsi aveva già denunciato le continue vessazioni da parte del marito, che non si rassegnava alla fine del loro rapporto. Ha lasciato i suoi 2 figli di 2 anni e 7 mesi soli in casa per andare in paese. Una ventenne è stata denunciata a Cirò dai carabinieri con l'accusa di abbandono di minore. I militari, attirati dal pianto di un neonato, si sono avvicinati all'abitazione della donna e hanno subito notato la porta socchiusa. Entrati all'interno hanno trovato i 2 minori senza la presenza di un adulto. La giovane madre è stata rintracciata dai carabinieri, che hanno fatto anche intervenire un medico che ha avuto modo di constatare le buone condizioni di salute dei 2 bambini. A Cosenza presentata la manifestazione Sapori d'autunno, la 37esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici. Vediamo. Da venerdì 13 ottobre per 3 giornate il Borgo Antico di Donnici alle porte di Cosenza ospiterà Sapori d'autunno, ovvero la 37esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino di Donnici. L'articolato programma della manifestazione è stato presentato nell'Enoteca regionale della provincia di Cosenza, un luogo simbolo il cui ruolo dovrà essere rilanciato attraverso un discorso sinergico e globale con la regione Calabria. Quest'anno Sapori d'autunno, oltre alle consuete degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, a partire dalla risorsa numero 1, il vino, vedrà protagoniste anche le scuole. Noi dobbiamo rilanciare, secondo me, le nostre scuole superiori, che sono gli istituti agrari, gli istituti alberghieri e gli istituti turistici, sulla formazione dei ragazzi, facendogli conoscere bene i nostri prodotti. Poi noi vogliamo chiudere il cerchio con gli istituti turistici e gli istituti alberghieri che trasformano i nostri prodotti. In questo io ho già un ragionamento molto avanzato con la Coldiretti regionale. Riuniremo tutti i dirigenti scolastici che si occupano di questi indirizzi per fare un progetto che ci consente di
dare risalto e valore ai nostri prodotti enogastronomici. All'interno della programmazione di una 3 giorni che vede un programma molto fitto è previsto un coinvolgimento dell'Istituto Mancini Tommasi, con il quale è stato stipulato proprio una convenzione sull'alternanza scuola-lavoro molto importante per noi dell'amministrazione comunale, e poi il coinvolgimento delle scuole di arte, delle scuole di musica, delle scuole che realizzano delle opere proprio legate al tema dell'uva e del vino. Non solo, Donnici è uva, è vino, è territori, cantine e il borgo, e tutti questi elementi sono racchiusi nella possibilità di goderne le bellezze attraverso i 5 sensi di marcia, 2 appuntamenti, uno il venerdì e uno la domenica pomeriggio, che partendo da Piazza dei Bruzzi porteranno i tanti visitatori a visitare le cantine, a visitare i vigneti e soprattutto conoscere le caratteristiche delle nostre uve e dei nostri vini, per poi arrivare a Donnici e fare una passeggiata negli stand. I visitatori inoltre potranno assistere a concerti musicali dislocati nelle piazzette e nei larghi del Borgo Antico, partecipare a convegni tematici e alla seconda edizione del concorso di pittura Opere in fermento. Nel programma figurano anche laboratori creativi per bambini e il concorso Il dolce sapore d'autunno, riservato alla tradizione dolciaria del territorio. Da Cosenza Vibo per il Festival Leggere e Scrivere, presentato il romanzo del giornalista e scrittore Pantaleone Sergi. L'esperienza di un giornalista che si trasforma in scrittore, la tecnica di un cronista di lungo corso che si cimenta con il racconto passando dalle pagine di un giornale a quelle di un libro, dalla cronaca al romanzo. Alla Festival a Leggere e Scrivere Pantaleone Sergi si confronta con gli studenti raccontando la sua esperienza in Liberandis Domini, il suo romanzo. Parlare di una propria opera con i ragazzi, con gli studenti, è un impatto diverso. Direi che è più entusiasmante, perché con i ragazzi riesci a stabilire un contatto che difficilmente puoi stabilire con altra tipologia di persone, soprattutto quando sono ragazzi attenti come quelli che io ho visto stamattina assistere alla presentazione del mio libro, del mio romanzo. La presentazione con i ragazzi ha bisogno di un dialogo particolare, di un linguaggio particolare, e in questo io sono stato facilitato anche dalla presentatrice, dalla professoressa Federica Geraci, che è stata capace di stabilire immediatamente questo feeling con gli studenti che hanno assistito alla presentazione. Quindi mi ritengo più soddisfatto di altre occasioni, devo essere sincero. Parliamo di questa tua opera, un giornalista che si trasforma in romanziere, come cambia nella tecnica di scrittura? Cambia tutto perché dicevo stamattina ai ragazzi che io sono un innamorato per esempio degli aggettivi, ma da giornalista questi aggettivi non potevo utilizzarli, magari ogni tanto di un aggettivo facevo un sostantivo in maniera eccezionale, mentre con la scrittura di tipo letterario, di tipo narrativo, uno si può sbizzarrire per quanto vuole. Certo, un'overdose di aggettivi è come l'overdose di dialetto in un romanzo, però voglio dire, ecco, mi consente di creare atmosfere, immagini che altrimenti la prosa secca del giornalista non potrebbe rappresentare. Un esercizio diverso ma utile. Assolutamente diverso, perché io io sostengo che un narratore uno scrittore è la sua lingua oltre che la sua storia. Se uno non ha una lingua identificabile, no? Non può essere uno scrittore. Tutti possono scrivere soggetto, predicato e complemento e sono bravi a narrare anche una storia, ma non si diventa scrittore soltanto per questo. E io che a 70 anni ho l'aspirazione a diventare scrittore, ho dovuto lavorare sulla lingua per almeno 7-8 mesi per creare una lingua tutta mia, in cui il dialetto viene nobilitato, in cui la struttura sintattica dialettale viene equiparata alla struttura sintattica utilizzata dall'italiano toscano, manzoniano, eccetera. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. L'arrivo dell'alta pressione nei prossimi giorni favorirà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, garantendo tempo stabile almeno per una settimana. Tuttavia, ancora nella giornata di mercoledì saranno possibili addensamenti associati a deboli piovaschi, che potrebbero interessare la Calabria.
Con il rinforzo dell'anticiclone anche le temperature inizieranno a risalire. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, temperature in leggero aumento. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì mari generalmente calmi o poco mossi con venti a regime di brezza. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia, Michele Cava in messa in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.